Si è accasciato a terra all'improvviso davanti al suo avvocato poco prima di entrare in aula per il processo a suo carico, Enzo Binda, 76 anni, di Loria. L'uomo è morto stamani, intorno alle 12, all'interno del Tribunale di Treviso, dove da lì a pochi minuti si sarebbe svolta l'udienza che lo vedeva imputato per omicidio stradale per un incidente accaduto nel giugno 2016, costato la vita a Giancarlo Moretto, 73 anni. Stamani davanti al giudice sarebbero stati ascoltati due periti chiamati a ricostruire i fatti di quel giorno. Binda stava parlando con il suo legale quando prima si è piegato in avanti, poi è svenuto. L'avvocato ha subito chiesto aiuto, diversi dipendenti del Palazzo di Giustizia si sono avvicinati, tra loro anche una guardia giurata che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Nel frattempo sono giunti in tribunale anche i sanitari del SUEM che hanno tentato per diversi minuti di rianimarlo usando anche il defibrillatore, ma per il 76enne purtroppo non c'era più nulla da fare. Ora verranno disposti accertamenti per chiarire la causa del decesso. Sconvolto il suo legale, così come il figlio di Binda, che una volta raggiunto dalla notizia della tragedia si è immediatamente recato in tribunale.